Ok, puoi mettere in on il microfono, io magari tengo questo, voi vi scambiate quello, ok? Ci siamo? No, ora sono accesi. Prova, prova, ci siamo? Ok, Prova, sì, prova, prego, prova. è qua. È qui la festa. Quasi, ok? Bene. Sì, se c'è qualcuno che si sta aggiungendo, per favore facciamolo entrare così cominciamo. Dopo iniziative. Va bene. Va bene, però ci siamo presi... Dopo? Va bene. Abbiamo concluso i 12 minuti accademici, quindi direi che possiamo cominciare. Quindi buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo talk all'interno comunque della Sharper Talk, l'iniziativa della Notte Europea dei Ricercatori, ospitata qui a Nuoro, appunto. Ho il piacere di essere in ottima compagnia. Abbiamo con noi due fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e anche Università di Cagliari. Abbiamo Matteo Tuveri alla mia destra e Matteo Serra alla mia destra, ma un po' più in là. Ora andiamo a approfondire un po' un tema importante, fondamentale per quello che riguarda comunque la ricerca e lo sviluppo scientifico in Sardegna. In tanti ne avremo sentito parlare da ormai diversi anni a questa parte. Il progetto Einstein Telescope e la candidatura di SOS Enatos per ospitare questa fantastica struttura. Quindi il progetto Einstein Telescope, una breve introduzione, è la grande infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali da realizzare in Europa. Un progetto di alto impatto scientifico-tecnologico a livello mondiale. La buona notizia è che appunto anche l'Italia è candidata, con la nostra fantastica isola, a ospitare proprio in Sardegna, nell'area dismessa di Sos Enatos, questa infrastruttura. Ora andiamo un po' a indagare su quello che rappresenterebbe appunto questa bella innovazione e sullo stato dell'arte. Per cui io riprenderei la domanda che ci siamo posti anche qua in questa piccola introduzione, rivolgendomi in primis a Matteo Tuveri, per vicinanza. Quindi, Matteo, Einstein Telescope, a che punto siamo? Buonasera a tutti e a tutti, è un piacere essere qui alla Notte Europea della Ricerca, o dei ricercatori e delle ricercatrici Sharper. È una bellissima domanda. Allora, siamo a un punto molto interessante della storia di Einstein Telescope, per almeno due motivi. Ce n'è uno più di natura scientifica, e uno invece di natura extrascientifica, dove però la scienza fa comunque parte di questa natura, perché la scienza è un'invenzione dell'essere umano, quindi per sua natura non ha senso dire extrascientifico, cioè la scienza è comunque parte del contesto della società, dell'umanesimo e dell'umanità. Dal punto di vista scientifico abbiamo capito tante cose sull'Einstein Telescope, su che cosa può essere e perché è così importante realizzarlo qui in Sardegna, e forse ve ne parlerò esattamente adesso, fra 2 nanosecondi, mentre sulla parte, passatemi il termine, extrascientifico, lascerò la palla a Matteo Serra, invece il mio omonimo qui alla mia destra, come dire, per non schiacciare il tuo ruolo di referente della comunicazione di Einstein Telescope in Sardegna, ma anche a livello nazionale, insomma. Così io mi occupo più del mio passato da teorico gravitazionale, che è sempre presente anche nella mia vita attuale come comunicatore della scienza e didattico della fisica. E quello che sappiamo è un po' questo, forse se funziona questo sì. Lo uso, ok. Allora diciamo Einstein Telescope è intrinsecamente legato alla natura, scusate il gioco di parole, della fisica, perché ci porta veramente all'estremo dello sviluppo della fisica come disciplina. È un'infrastruttura di ricerca e quindi si occupa di ricerca davvero in maniera interdisciplinare, accoglie e abbraccia
tantissimi aspetti della fisica. E fisica, se ci pensate, arriva dal greco, dal punto di vista dell'etimologia del termine, che vuol dire proprio natura. E se tipicamente per noi natura significa ambiente circostante, tutto quello che ci circonda, quindi una visione molto geocentrica della natura, per la fisica natura è universo. La fisica come disciplina, la scienza come disciplina si è data un ordine, cioè quella di cercare l'oggettività nello studio dei fenomeni, e questo ci ha portato a una separazione fra la disciplina e l'oggetto di studio della disciplina, dimenticandoci che noi in realtà siamo immersi e siamo parte integrante dell'esperimento stesso della natura, della fisica. E quindi nello studio dell'universo ci sono dei fenomeni che noi possiamo studiare e osservare attraverso la luce, che è una guida fondamentale, è sempre stata una guida fondamentale per l'essere umano. Tutto quello che abbiamo fatto da quando prendiamo un inizio, giusto per avere un inizio, da Aristotele in poi, abbiamo basato tutte le nostre analisi sulla luce. Siamo fatti di fatto di oggetti luminosi, circondati da oggetti luminosi. La seconda rivoluzione industriale, l'utilizzo dell'elettricità per creare la luce, per avere la luce negli impianti industriali, nelle nostre case, il fuoco, luce costantemente. Quasi tutte le ricerche scientifiche che abbiamo condotto nel corso dei secoli e dei millenni hanno sempre avuto la luce come punto di riferimento. Lo stesso Einstein, nel cercare di rispondere a una delle grandi domande che non è mai cambiata di nuovo nel tempo, le risposte sì, quelle sono cambiate, cioè come si muovono i corpi, da cui deriva nel 6-700 gli studi di Galileo e Newton sulla dinamica dei corpi, e poi nel 1915 la relatività generale di Einstein, ha sempre avuto come punto di partenza sperimentale la luce. Quindi ci sono dei fenomeni nell'universo luminosi che ci danno delle informazioni importanti, per esempio le studiamo qui in Sardegna col Sardinia Radio Telescope, anche se non è luce visibile, è luce nel senso di spettro elettromagnetico, di onde elettromagnetiche, nell'ambito delle onde radio. Eppure nell'universo ci sono anche dei fenomeni invisibili, cioè che non emettono luce in alcun modo, non luce che non vediamo, ma proprio non emettono luce. E sono i nostri carissimi amici i buchi neri, una metafora, non ci sono buchi nell'universo, ma sono stelle morte, sono gli oggetti, i residui, il resto dell'esplosione di stelle molto massicce, stelle di supernova, che alla fine della loro vita, perché concludono insomma, il carburante che le tiene in vita, esplodono in un collasso gravitazionale, che vuol dire che gli strati esterni della stella cadono sugli strati interni, e questo genera un'esplosione. E se la stella è sufficientemente massiva, con sufficientemente massiva intendo 1,5 masse, quella del Sole, 2 masse solari, lasciano una cicatrice invisibile, ovvero un buco nero, regioni dello spazio-tempo in cui la gravità è così forte che nulla riesce a scappare da lì. Tutto cade all'interno di queste regioni, e il destino della materia all'interno di un buco nero, seppur non abbiamo idea di come sia fatto un buco nero all'interno, è quello un po', di nuovo metaforicamente parlando, di cercare di risalire questo enorme burrone nel quale cadono, ma ogni volta e più cercano di scappare e più l'energia che ci mettono sarà elevata e maggiore sarà l'altezza di questo burrone, non riusciranno mai ad uscire essenzialmente. Ma cosa succede? Che questi oggetti che non emettono luce, quindi neanche la luce riesce a scappare da queste zone, se si trovano in compagnia di un compagno o una compagna, succede che incomincia mi piace chiamarlo un atto di amore estremo, nel quale questi due oggetti, che magari hanno una piccola differenza di massa, incominciano a orbitare l'uno intorno all'altro, si avvicinano sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che si fondono in questo atto di amore estremo, e da due buchi neri se ne genera solo uno. Caso vuole, o fisica vuole, ma fisica è una descrizione, quindi la fisica non vuole, ma il nostro modo di descrivere questo fenomeno è che l'oggetto finale ha una massa diversa dalla somma delle due masse genitrici. Quindi un po' di questa massa va dispersa nell'universo, e viene dispersa sotto forma di energia gravitazionale, perché non c'entra nell'energia, non può essere energia meccanica, perché l'universo è vuoto. Non c'è un mezzo, non c'è aria, quindi non può essere l'equivalente di un suono. Non è energia del campo elettromagnetico, non è luce,
E quindi l'unica altra forma di energia che resta è energia dovuta alla gravità. E quindi generalmente noi usiamo di nuovo l'analogia di, pensate a un sasso lanciato nell'acqua, vedete le onde concentriche che si muovono, ma lo sforzo di immaginazione è quello di pensare non di poter vedere dall'alto questo fenomeno, ma di trovarsi immersi nell'acqua e vedere cosa succede immersi nell'acqua e queste onde concentriche che sono stavolta delle sfere tridimensionalmente, non sono delle circonferenze che si muovono sul pelo dell'acqua, voi siete dentro l'acqua, non potete star fuori, questa è la fregatura enorme, noi siamo dentro l'universo, non abbiamo modo di vederlo da fuori, seppur lo rappresentiamo in qualche modo da fuori. E questo, l'effetto di queste onde gravitazionali nella regione intorno alla fusione di due buchi neri è devastante, trascinano non solo lo spazio e il tempo intorno a sé, che è un concetto molto effimero, ma anche la materia viene completamente disintegrata. Quindi per fortuna questi fenomeni non accadono nelle nostre vicinanze, nel nostro vicinato cosmico, per così dire. Siamo abbastanza fortunati che questi fenomeni accadono molto lontano da noi e siccome sono perturbazioni dello spazio e del tempo, quello che succede da un punto di vista fisico è che noi mettiamo in discussione uno dei concetti preliminari della fisica, cioè lo studio e la misura delle distanze fra gli oggetti. È una perturbazione dello spazio e del tempo che modifica in qualche modo la struttura dello spazio e del tempo, allungando, pensiamo allo spazio perché è più facile rispetto al tempo, allungando in una direzione lo spazio e stringendolo nell'altra. In quelle zone questo effetto è enorme, per noi invece è estremamente piccolo, ripeto per nostra fortuna, e con piccolo intendo milionesimi di miliardesimo di metro. E per poterlo misurare, e quindi per arrivare proprio all'intimità, il collegamento con l'Einstein Telescope sta qui. Esattamente, misurare questa piccolissima modifica dello spazio e del tempo, abbiamo bisogno di strumenti che si basano su una tecnologia antica, quella già sperimentata nella fine Ottocento da Michelson e Morley per dimostrare. Loro volevano dimostrare l'esistenza dell'etere, ma in realtà hanno dimostrato l'inesistenza dell'etere, ed è un po' come quello che accade qui in questo video che vedete. Un fascio laser attraversa uno specchio, viene diviso in due direzioni, percorrono queste due fasci laser due direzioni ortogonali a 90 gradi l'uno rispetto all'altro, ritornano allo specchio originale e poi il fascio laser viene mandato su uno schermo finale. Allora, se passa un'onda gravitazionale, la distanza fra gli specchi cambia in maniera differente nelle due direzioni e quindi l'effetto finale è che nello schermo vedete o luce o buio. Gli esperimenti attuali in America e in Italia a Cascina, vicino a Pisa, Virgo quest'ultimo, LIGO in America, sono costruiti in modo tale che voi avete sempre buio, quindi i fasci laser ritornano sullo schermo sfasati in modo tale che ci sia sempre buio, se passa un'onda gravitazionale vedete luce. Allora qual è la sfida tecnologica di questa misura che ci riguarda? È che vogliamo andare a cercare dei fenomeni che sono accaduti in un momento particolare della storia dell'evoluzione dell'universo in cui non c'era luce, assolutamente, zero luce perché non c'erano ancora stelle. Questi buchi neri che chiamiamo primordiali, che hanno un'origine secondo i nostri modelli abbastanza fantasiosa, poi se volete ne parliamo, fantasiosa rispetto al nostro standard ma che è abbastanza plausibile da un punto di vista delle descrizioni fisiche, potrebbero emettere delle onde gravitazionali che ci potrebbero raccontare una storia molto antica del nostro universo che non potremo accedere, a cui non potremo accedere se non attraverso le onde gravitazionali, e ci serve uno strumento estremamente sensibile. Con sensibile intendo che dobbiamo metterlo in un luogo ipersilenzioso, vogliamo ascoltare il silenzio dell'universo in qualche modo. E abbiamo bisogno di silenzio per ascoltare il silenzio, lo sappiamo. E allora ecco qui che entra in gioco la nostra Sardegna, perché Carlo Giunchi dopo probabilmente ve ne parlerà. Gli studi che stiamo facendo adesso per caratterizzare il territorio ci dicono che la Sardegna è uno dei posti più silenziosi al mondo. Il silenzio è di natura antropica, silenzio e rumore sono insomma parenti, due facce della stessa medaglia. Parlo di silenzio come assenza di rumore, quindi silenzio antropico è una zona, la Sardegna tutta, ma in particolare la zona nella quale stiamo lavorando ormai da anni, cioè quella fra Lula, Bitti e Nani, scarsamente abitata, quindi c'è
c'è pochissimo rumore antropico. Tra l'altro noi sardi, popolazione sarda, siamo stati molto bravi a preservare il territorio nel corso dei secoli. Con la cura che abbiamo avuto di questo territorio l'abbiamo lasciato immutato e impossibile, perché tutto cambia, ma abbiamo proprio preservato il silenzio di questi luoghi. E quindi è il luogo ideale dove poter costruire un esperimento che vada proprio a misurare il silenzio. Poco rumore. A noi interessa andare anche sottoterra per eliminare ulteriormente questo rumore. Per fare delle battute, i fisici hanno questo vizio di andare sottoterra per studiare le cose molto lontane. L'hanno fatto i fisici al CERN di Ginevra, hanno costruito un acceleratore di particelle sottoterra, lo dovremmo fare anche noi per studiare in qualche modo le onde gravitazionali. Quelle che vedete qui sono alcune immagini sulla sinistra dell'interno della miniera di Sosenatos, perché questo è lavorare a Sosenatos ci insegna come potrebbe essere un futuro laboratorio sotterraneo, quindi quali condizioni ci sono e come è fatta di fatto la Terra a quelle profondità. Abbiamo fatto degli studi, di questo ve ne parlerà Carlo Giunchi, per capire come sono fatte le rocce nel sottosuolo, e quello che c'è adesso è un rendering possibile dell'esperimento sotterraneo. Attualmente, avete visto prima, ci sono due possibili configurazioni geometriche, o un triangolo o due L, poste in due luoghi differenti dell'Europa. Hanno entrambi vantaggi e svantaggi. Sicuramente le due L ci consentono di avere un'apertura, una visione del cielo maggiore, perché riusciamo a triangolare meglio dal punto di vista geometrico le osservazioni nel cielo. L'idea originale del triangolo era stata pensata così, per essere uno strumento indipendente, lavorare da solo, ma gli studi attuali, quindi dove siamo, esatto, gli studi attuali della fisica teorica ci dicono che la configurazione con 2L in realtà da 15 km è molto promettente. Queste 2L devono essere lontane, quindi la Sardegna vincerebbe comunque, uno andrebbe fatto in Sardegna senza ombra di dubbio. Ma su questo aspetto forse della geometria, delle candidature, degli aspetti, lascerò poi la parola a Matteo, e io posso concludere con Einstein Telescope può darci davvero tanto, può regalarci davvero una finestra inedita sulla storia del nostro universo. Non sarà soltanto onde gravitazionali di per sé, ma sarà sviluppo tecnologico. Per poter costruire un'infrastruttura di questo tipo è necessario sviluppare una tecnologia che ancora non abbiamo. E badate, è paradossale, perché per poter studiare il passato dobbiamo proiettarci al futuro. Abbiamo bisogno di nuova tecnologia, quindi stiamo guardando al futuro per fare che cosa? Studiare il passato. E quindi questo è abbastanza, come dire, metaforicamente, di nuovo parlando, evocativo. Cioè noi, conoscendo molto bene il nostro passato, in realtà ci stiamo proiettando verso il futuro. Nuova tecnologia, quindi non soltanto fisica, ingegneria, tecnica, tecnologia, processi culturali, e tutto quello che ne deriva da un'infrastruttura così importante, sia per studiare i buchi neri, per studiare, pensate bene che a oggi riusciamo a osservare, se siamo fortunati, un evento al mese. Con Einstein Telescope riusciremo ad avere decine, centinaia di misure al giorno, cioè avremo una montagna di dati da analizzare, che vuol dire tante persone che ci lavoreranno, per nostra fortuna, e speriamo molte sarde e anche di questo territorio. E nel futuro c'è già questo, presente e futuro, Sun Lab. Perfetto, ok, grazie mille Matteo, quindi insomma vediamo quanto... Un applauso a Matteo, che dite? Meritato, una bella presentazione. Io ho visto che comunque c'era un flusso di conoscenza continua, non mi sono neanche permesso di interromperlo più di tanto, e di sicuro appunto è un qualcosa che può cambiare tutto dal punto di vista della ricerca e comunque dell'esame di alcuni dati così lontani ma anche così importanti, diciamo. A questo proposito, Matteo Serra, che cosa ci puoi dire sullo stato dell'arte, su quelle che sono, diciamo, le novità e la situazione attuale? Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia. Matteo ci ha descritto perfettamente tutta la parte bella, diciamo, di questo progetto, perché poi alla fine noi vediamo dalla scienza, e quindi insomma tutti quelli sono gli aspetti legati alla possibilità di aumentare la nostra conoscenza dell'universo, lo sviluppo tecnologico, insomma tutto quanto è scienza e tecnologia legata a un progetto che è veramente un progetto importantissimo proprio per i suoi obiettivi scientifici. Però, come potete immaginare, stiamo parlando di un progetto appunto
di quella che sarà una delle più importanti infrastrutture di ricerca che saranno costruite in Europa nei prossimi decenni, quindi un progetto molto importante e che quindi diciamo, ha insomma, tra le sue componenti ha anche componenti che non sono scientifiche ma che hanno a che fare anche con altri aspetti, anche politici, diplomatici, per esempio a cominciare dalla scelta del sito che ospiterà o dei siti che ospiteranno Einstein Telescope, perché ricordiamo la Sardegna è candidata con il sito di Isosenatos a ospitare ET, ma ancora non siamo sicuri di portare a casa questo esperimento, ce lo auguriamo ovviamente tutti quanti. In questo momento esistono 2 candidature ufficiali per ospitare ET, una è appunto quella di Isosenatos, l'altra è un sito che si trova nei Paesi Bassi, nei pressi diciamo, nella regione del Limburgo, al confine con il Belgio e con la Germania, quindi un po' nel cuore dell'Europa. Diciamo, possiamo dire tranquillamente che il sito di Isosenatos da un punto di vista scientifico, da un punto di vista geologico, è assolutamente il migliore. Naturalmente il sito concorrente ha altri vantaggi rispetto a Isosenatos, che sono di natura più insomma, dei servizi, delle infrastrutture, appunto è un sito che si trova nel cuore dell'Europa, ma che appunto al tempo stesso non può garantire lo stesso livello di silenzio di cui parlava prima Matteo. E appunto, come diceva appunto Matteo, ci sono due opzioni, quello di fare un unico strumento di forma triangolare che quindi andrebbe necessariamente o da noi o da loro, ma poi c'è anche questa opzione che è tutt'altro che remota, per cui si facciano invece 2 strumenti a forma di L, che in questo caso sarebbero evidentemente in 2 posti, uno in Sud Europa, uno in Nord Europa, e quindi verosimilmente uno da noi e uno appunto in Olanda. È una partita che diciamo, è in corso da diversi anni, dobbiamo aspettare sicuramente ancora almeno 2 anni circa per arrivare a una decisione. Intanto però è importante ricordare che l'Italia è in campo con dei progetti scientifici che sono in realtà già in corso. Uno di questi è un progetto, progetti che sono finanziati con fondi del PNRR, quindi fondi europei. Uno di questi è il progetto ETIC, che coinvolge numerose unità di ricerca e università italiane, che ha diciamo, 2 obiettivi essenzialmente. Il primo è quello di caratterizzare il sito di Isosenatos. A Isosenatos, come diceva prima Matteo, sono in corso molte ricerche di tipo scientifico, di tipo geologico, ne parlerà poi dopo anche Carlo Giunchi nel talk successivo, che hanno proprio l'obiettivo di capire sempre meglio, sempre di più, le caratteristiche di questo sito, in maniera tale poi da come dire, portarle, quando ci sarà da presentare ufficialmente il libro della candidatura, portare in dote insomma, tutti quelli che sono i punti di forza di questo sito. E poi ecco, il progetto Etica ha anche l'obiettivo di realizzare appunto in Italia una serie di laboratori che hanno proprio l'obiettivo di sviluppare delle tecnologie che saranno poi indispensabili per Einstein Telescope. Ci sono poi altri progetti, Faber appunto ne parlerà Carlo Giunchi, c'è anche un progetto Terabit che ha invece l'obiettivo di strutturare una rete di calcolo ad alte prestazioni in Sardegna basato su fibra ottica, e in particolare nel sito di Isosenatos, che è un altro elemento, potete immaginare, fondamentale insomma, per un progetto di questo tipo. E ci sono poi ecco, una serie di iniziative che sono state prese a livello anche più politico, scientifico-politico, diciamo di politica scientifica. Per esempio esiste un comitato scientifico che sostiene la candidatura italiana, che è formato da personalità importanti, il premio Nobel Giorgio Parisi è il presidente di questo comitato, che insomma, sostiene veramente fortemente la candidatura, Marica Branchesi, una scienziata a livello mondiale di onde gravitazionali, insomma il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, poi c'è Fernando Ferroni, ex presidente dell'INFN, e anche Ettore Sequi, che è un po' un ambasciatore e che è un po' diciamo, la persona che si occupa degli aspetti diplomatici, perché anche questo è un aspetto importante. Per portare a casa il progetto bisogna anche lavorare a livello internazionale, a livello di diplomazia internazionale. Questo insomma è un po' un insieme diciamo, di quelli che sono i tanti enti che fanno parte di questi progetti di cui vi ho parlato, e diciamo, a capeggiare insomma, questa comunità, questa ampia comunità, ci sono
oltre all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Regione Sardegna e anche il MUR, il Ministero dell'Università e Ricerca. Cosa sta facendo l'Italia a livello politico per sostenere ET? Sta facendo, dobbiamo dire, parecchio, nel senso che questa è un'immagine abbastanza simbolica del fatto che il governo italiano sta sostenendo il progetto. È stata la presentazione della candidatura italiana in occasione a Roma nel giugno del 2023, quindi con la partecipazione anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della Ministra Bernini dell'Università e anche di altre personalità. Il governo italiano si è impegnato con una promessa di finanziamento, esattamente come ha fatto il governo olandese. Qui, vabbè, questa diciamo è più una slide di tecnica sugli investimenti. Posso dirvi che stiamo parlando di un progetto che ha un valore di circa 2 miliardi di euro, il costo dell'Einstein Telescope. Di questi 2 miliardi, 1 miliardo dovrà essere messo dal governo del paese ospitante. Quindi questo per dirvi per quanto è importante che ci sia un sostegno da parte anche politico, da parte del paese che ospita. In entrambe le due varianti, se posso, cioè sia nel caso dell'unico lotto triangolare o delle 2L, il costo è comunque di 2 miliardi circa? Allora, nel caso delle 2L sarebbe un po' più alto, però si potrebbe suddividere fra 2 paesi, quindi il costo diciamo per singolo paese sarebbe inferiore. Diciamo. Okay. L'efficacia si presume sia comunque identico o addirittura migliore? No, in realtà l'ipotesi WL da un punto di vista scientifico è migliore. Perché appunto lo accennava prima Matteo, se tu hai 2 strumenti, banalmente è sempre meglio averne 2 che uno, perché tu hai la possibilità di confrontare segnali che arrivano in 2 posti che sono molto diversi e che quindi ti consentono di avere in qualche modo un'ulteriore conferma del fatto che tu stai osservando la stessa cosa, oltre al fatto che appunto va anche aggiunta un'altra cosa importante, che sono in programma anche altri esperimenti, in particolare uno che sarà negli Stati Uniti, che si chiama Cosmic Explorer, cioè un esperimento sempre di nuova generazione per la rilevazione di onde gravitazionali, che lavorerà idealmente insieme all'esperimento europeo, o comunque diciamo, ci sarà la possibilità di triangolare con più strumenti gli stessi segnali. Quindi questa è una cosa molto importante che sta già avvenendo oggi con gli esperimenti attuali. Okay. Infatti ci sono 3 L, 2 in America e una in Italia. Einstein Telescope e l'esperimento americano del futuro idealmente andranno a un livello di sensibilità molto superiore. Okay. Volevo aggiungere soltanto veramente una piccolissima cosa, qui mi metto più il cappello di coordinatore della comunicazione. Noi siamo impegnati per cercare di promuovere quanto più possibile la candidatura italiana per ospitare Einstein Telescope. Abbiamo un sito web, einstein-telescope.it, che aggiorniamo insomma molto di frequente con tutte le cose che succedono nella galassia di ET Italia, news, eventi, storie, cose di questo genere, oltre ovviamente ad avere una parte che descrive la scienza di ET e anche diciamo la candidatura di Sosenatos, e siamo anche sui social, quindi seguiteci, in particolare siamo su Instagram, su ex Twitter, su LinkedIn, e anche qui insomma sono dei social che cerchiamo di tenere sempre vivi con tutto quello che succede, e succede tanto insomma nel mondo di ET. Ecco, da poco abbiamo anche aperto un canale YouTube in cui trovate anche dei video, delle interviste, insomma cose di questo genere. Quindi insomma da questo punto di vista c'è uno sforzo importante anche da questo punto di vista, uno sforzo che ovviamente parte a livello nazionale, anche a livello internazionale, ma che poi insomma cerca di concentrarsi molto sulla Sardegna e anche su questa zona, perché insomma sappiamo benissimo che questo è il cuore poi di tutto quanto, e quindi c'è uno sforzo importante anche da questo punto di vista. Assolutamente, complimenti Matteo, un applauso anche a te. Grazie. Non so se siano emerse delle curiosità, delle domande che qualcuno vorrebbe fare, a parte i colleghi dell'Istituto Nazionale di Fisica, loro sono esentati. No, scherzo, però se c'è qualche domanda, una curiosità, no, non è una mano alzata, era tipo un gesto, un riflesso, sì. Ok. Okay. Una curiosità che comunque mi è venuta in mente è, ad esempio, mettiamo caso che si vada per la soluzione, la doppia soluzione, le 2L, ok? Che su 2 piedi potrebbe anche essere probabile, anche per motivi politici se vogliamo.
Una volta realizzata una di queste 2L qui, a livello ad esempio di impatto lavorativo, abbiamo una stima di quante persone, quanti fisici oppure che figure andranno a gravitare attorno a questo progetto? Una curiosità proprio da uomo della strada, diciamo. Allora, diciamo che la costruzione dell'esperimento porterà un indotto, sicuramente da un punto di vista anche economico. Sono stati fatti degli studi da parte di alcuni economisti, con il coinvolgimento anche dell'Università di Sassari, che stimano, chiaramente si tratta di stime in qualche modo non definitive, ma insomma legate alla proiezione, che per un investimento di 2 miliardi, che è quello diciamo, che dovrebbe coincidere con l'investimento per l'esperimento, dovrebbero esserci un indotto di 6 miliardi, quindi 3 volte tanto, in termini di occupazione, di opportunità che si aprirebbero soprattutto nel territorio, perché chiaramente costruire Einstein Telescope è un'operazione diciamo, abbastanza complicata e che richiede tanti sforzi di tanti tipi diversi, quindi sicuramente se arrivasse Einstein Telescope, a prescindere dal fatto che sia una L o un triangolo, in realtà se arriva comunque in Sardegna questo esperimento aprirà tantissime opportunità, soprattutto per il territorio. In termini scientifici, allora si stima che una volta che l'esperimento sarà operativo, diciamo dovranno gravitare, è proprio il caso di dirlo, esatto, in questo caso, perfetto. nel sito in maniera stabile circa 200 scienziati. Questa diciamo, è la stima, a cui però si aggiungono migliaia di scienziati e di scienziate che sono quelle che fanno parte dell'esperimento. In questo momento la collaborazione Einstein Telescope ha circa 1700 ricercatori e ricercatrici, che ovviamente faranno parte della collaborazione e quindi diciamo, bazzicheranno spesso il sito di Isosenatus. Quindi diciamo, una parte sarà fissa, appunto, che si stima in qualche centinaia, e poi però tantissime altre persone che fanno parte dell'esperimento che, insomma, che parteciperanno spesso alle attività, oltre ovviamente a tutto quello che riguarda anche l'aspetto per esempio divulgativo. Chiaramente una volta che si ha un sito di questo tipo, questo permetterà di poter fare tantissimi eventi, cose di questo tipo che comunque richiameranno moltissime persone. Beh sì, diventi, dico, su due piedi, anche per la Sardegna come isola appunto dell'innovazione o comunque della scienza, della ricerca, è un po' come mettere ulteriormente la Sardegna sulla mappa a livello mondiale con esatto. un certo peso, con un calibro comunque importante, per cui da lì avresti poi delle esternalità positive della serie. Innanzitutto ci sarebbe un Sardinian sounding, cioè parlare di Sardegna che poi può portare anche a interessarsi, ma che cos'è questa Sardegna, ok? Quindi anche una ricaduta, se vogliamo, di immagine e magari turistica sui generis. Come no. E poi comunque anche a livello logistico, se vogliamo, il fatto che tu hai una rete di persone che graviterà attorno a questo progetto ti porterà obbligatoriamente a dover aumentare, mettiamo, delle connessioni anche logistiche da e per la Sardegna a livello internazionale piuttosto che nazionale, e anche quella potrebbe essere una ricaduta positiva, non solo appunto le connessioni a uso turistico che ben vengano, ma non c'è solo quello, ma anche appunto per chi magari lavora in questo settore, vorrebbe lavorarci o comunque ha delle attività collaterali. Ok, bene, io ringrazio ulteriormente i due Matteo. Se non ci sono delle domande, e non mi pare, possiamo rimanere comunque nel tema e passare però al panel successivo. Quindi farei un ultimo applauso per questo bel intervento. Grazie mille. Grazie a voi. E rimaniamo comunque in tema, a parlare di Faber in questo caso. E ho piacere di chiamare qua Marco Olivieri, ricercatore. Corretto? No, c'è Carlo Giulia. Ah, scusa, mi hanno dato l'informazione sbagliata. Perfetto, facciamo un cambio palco. Ma voi non muovetevi da qua, quasi. Metto vicino a lei così la lascio meno solo, dai. Professor Carlo Giunchi, dottor Carlo Giunchi. In mia presenza sono ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sezione di, Vicino al microfono. sezione di Pisa, e ringrazio innanzitutto dell'invito all'organizzazione della Notte Europea dei Ricercatori.
Noi siamo reduci da una settimana di misure in Sardegna e probabilmente in settimana prossima leggerete sul sito di Einstein Telescope cosa abbiamo fatto in questi giorni. Abbiamo fatto un rilievo gravimetrico a Sossenatos e poi un rilievo sismico a Bitti. Nella mia presentazione devo spendere 2 parole per presentare anche le attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che non ha, a differenza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, una sede in Sardegna, quindi siamo un soggetto, diciamo, piuttosto nuovo nel territorio. Quindi presenterò rapidamente cosa fa l'Istituto, cosa facciamo noi nell'ambito della collaborazione Einstein Telescope, un po' questo progetto che stiamo proponendo, l'Osservatorio Faber, e anche un accenno al futuro con un nuovo progetto che si chiama Earth Telescope. Molto rapidamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si occupa dello studio della Terra sia nella componente solida che in quella fluida. Siamo parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, quindi ci occupiamo di monitorare il territorio sia per quanto riguarda l'attività sismica che vulcanica, e siamo forse la più grande struttura di ricerca geofisica in Europa. Abbiamo 27 sedi in tutta Italia e purtroppo non abbiamo ancora una sede in Sardegna, però diciamo col proseguire delle attività, con la nascita del laboratorio SALLAB e ovviamente se arriverà IT sicuramente ci sarà una sede anche in Sardegna. Uno, diciamo, dei core business del nostro istituto è la rete sismica nazionale. Abbiamo circa 400 stazioni collegate in tempo reale con una centrale operativa che si trova a Roma. Ci sono dei turnisti in servizio H24 che sorvegliano questi strumenti. Ci sono dei sistemi automatici che in caso di evento sismico in pochissimi secondi sono in grado di determinare l'origine dell'evento e di fornire una prima stima della sua intensità, quindi di quanto è stato forte l'evento. Chiaramente è una rete che ha funzioni di protezione civile, quindi è studiata per rilevare tutti gli eventi al di sopra di una certa soglia che possono essere potenzialmente avvertiti o nei peggiori casi creare danni. Quindi poi ci sono dei protocolli, si attiva la protezione civile con la sua organizzazione territoriale. Se volete, questa cosa diciamo che facciamo noi, questa di rilevare gli eventi sismici, ha un'analogia perfetta con la rilevazione delle onde gravitazionali. Abbiamo esattamente lo stesso problema, abbiamo una sorgente che emette onde e dobbiamo dire dove era la sorgente e come era fatta. È esattamente un processo analogo. Questo è un esempio di una stazione sismica. Di solito si va in posti remoti, ci sono dei sensori, ovviamente, poi c'è un'antenna GPS che serve per la sincronizzazione dei tempi, perché chiaramente dobbiamo avere un segnale sincronizzato, e poi ci sono dei sistemi per la trasmissione dei segnali. Se guardiamo i forti terremoti del passato, vediamo che in Italia abbiamo un bellissimo record storico a partire dall'anno 1000, dove sono stati registrati negli archivi tutti gli effetti dei grandi terremoti. Sulla destra vedete la sismicità strumentale registrata dalla rete di ANGV negli ultimi 30 anni, diciamo, e quindi si vede che insomma un po' tutta la penisola, in particolare la catena appenninica, è influenzata da un'attività sismica, mentre invece la Sardegna è quasi esclusivamente priva di eventi, a parte qualche evento in mare al largo di Olbia dove ci sono delle piccole strutture attive. Perché succede questo? Per la storia geologica della Sardegna, che è una storia molto particolare nell'area mediterranea. Il blocco sardo-corso si è staccato dalla Provenza ruotando fino ad arrivare nella posizione attuale, diciamo nord-sud. Mentre questa rotazione si è fermata circa 12 milioni di anni fa, tutto il resto, tutto il contorno ha continuato a evolversi anche in maniera molto dinamica. Si sono creati questi archi caratteristici degli Appennini, si è creato l'arco calabro, si è aperto un nuovo oceano, il Mar Tirreno si è aperto negli ultimi 5 milioni di anni. Per qualche motivo la Sardegna è rimasta ferma. Sulla destra vedete una mappa delle rocce della Sardegna.
che sono classificate per colore. L'uno sono quelle più recenti, via via si scende per arrivare alle più antiche. E come vedete la Sardegna è molto diversa dal lato est e dal lato ovest e noi ci troviamo proprio nella zona che è dove le rocce sono più vecchie e più stabili. Qui ho fatto un'estrazione del bollettino sismico dal 2013, in circa 10 anni noi abbiamo registrato 64 eventi, 31 sono scoppi di cava, 33 sono terremoti. Molti probabilmente i terremoti che sono all'interno non sono in realtà terremoti, ma sono comunque scoppi di cava che sono stati interpretati male, perché ovviamente l'istituto deve fare il monitoraggio nelle zone attive. Essendo la Sardegna una zona non attiva, diciamo, la nostra rete non è adeguata a rilevare questo tipo di eventi. L'attività Sosenatos, diciamo, Sosenatos è stata un'occasione molto importante per iniziare a fare queste misure che avvengono circa dal 2010, noi ci siamo dal 2019. È una struttura che è mantenuta in sicurezza da IGEA e attualmente ospita il laboratorio SATGRAV, l'esperimento Archimedes e la nostra rete di monitoraggio che abbiamo realizzato a partire dal 2019. Abbiamo varie installazioni sia in superficie che lungo le gallerie. Sono tutte stazioni equipaggiate con dei sensori a larga banda, quindi che consentono di registrare tutto lo spettro delle frequenze del segnale sismico. In più ci sono tutta una serie di altri strumenti come magnetometri, microfori, barometri. Quindi sono già lì collocati e già funzionanti? Sono già lì collocati e tutti i dati vengono trasmessi in tempo reale, quindi sono immediatamente disponibili a tutti i ricercatori della collaborazione T. E inoltre una stazione che si trova all'interno della miniera è diventata parte della rete INGV e quindi è integrata, i segnali arrivano a Roma e contribuisce insieme a tutte le altre stazioni a determinare gli eventi sismici. Perfetto. Poi oltre alle stazioni Sosenatos abbiamo anche quelle ai potenziali vertici di una delle configurazioni di ET dove sono stati scavati dai NFN dei pozzi, quindi abbiamo dei sismometri in superficie e dei sismometri a circa 250 metri di profondità. Attività che abbiamo fatto sono queste antenne sismiche temporanee, ne abbiamo fatta una a Sosenatos, poi abbiamo fatta a Bitti e un'altra a Onani. A Bitti ci siamo tornati questa settimana per raffinare questo esperimento del 2021 facendo un'altra antenna un po' più piccola per cercare di raccogliere ulteriori informazioni. Gli obiettivi di questi studi sono la caratterizzazione delle proprietà fisiche delle rocce, quindi sapere la densità, quanto si propagano velocemente le onde, quanto sono omogenee, che sono tutte informazioni estremamente fondamentali se si voglia costruire un'infrastruttura sotterranea e eventualmente capire come mitigare anche il poco rumore che abbiamo nel sito. Oltre che ovviamente queste antenne consentono anche di individuare se ci sono sorgenti particolari di rumore nella zona. Come un esempio potrebbe essere ad esempio quello dei parchi eolici che nella zona sono le uniche sorgenti di rumore. Questo è un po' così per illustrare quello che ho chiamato campionato mondiale del silenzio sismico. Attenzione, la Sardegna come si classifica? Ecco, si classifica. Allora, devo dire, questo esercizio è molto complesso, no? Perché il rumore sismico non è una quantità statica, cioè varia in continuazione, quindi insomma è un esercizio da prendere un po' così, in maniera semiseria. Però qua abbiamo confrontato i dati presi all'interno della miniera di Sosenatos, che comunque è una galleria che è aperta, non è proprio un pozzo, è una galleria che ha una circolazione di aria, poi ci sono gli operai di IGEA che vanno per la manutenzione, quindi è un sito dove c'è del movimento. Quieto, che però comunque c'è una certa attività. E questo lo abbiamo confrontato con i dati di questa rete mondiale che si chiama Global Seismographic Network, che è nata sostanzialmente, è stato uno sforzo a livello internazionale, è nato durante la guerra fredda per determinare le esplosioni nucleari, poi insomma si è evoluta per scopi scientifici, però diciamo questa raccoglie tutte le installazioni più ad alta qualità
che abbiamo al mondo. E ad esempio in alcune frequenze, qui vediamo Sosenatos si colloca sempre molto bene, qui siamo addirittura al 31esimo posto al mondo, e diciamo, è un grande risultato per avere una stazione semplicemente in una galleria che non è nata per fare misure geofisiche, anche perché insomma tutte le altre installazioni sono in posti veramente remoti, molto inospitali e in pozzo più che altro. Sarei curioso di conoscere la top 3 di questa classifica, magari faccio delle ricerche. Sì, ci sono, si può vedere. Allora, in questa slide si parla moltissimo di questo silenzio sismico. Allora, qui mi piaceva dare qualche informazione in più. Quando si parla di silenzio sismico in generale in Sardegna, ma in particolare a Sosenatos, ci si riferisce a un silenzio sismico in questa particolare banda di frequenze, cioè sopra le Hertz. Da 1 a 10 Hertz noi registriamo sostanzialmente i terremoti vicini, il vento, tutti i disturbi di natura antropica, quindi traffico, industrie, e quindi è una banda di frequenze, diciamo, molto affollata in generale, dove le nostre stazioni a livello italiano si collocano. Questi due estremi in cui è contenuto questa parte colorata sono due modelli di riferimento che sono fatti utilizzando proprio quei dati della rete globale, quindi in tutto il mondo si fa una statistica di quanti sono i livelli medi di rumore e viene fuori queste curve. Quindi in Sardegna vediamo che in questa banda particolare ci si avvicina molto al rumore minimo mai registrato. Ai pozzi, questo è per Sosenatos, se andiamo a vedere i pozzi, addirittura siamo in alcune aree, in alcuni momenti quieti, quindi di notte oppure quando c'è poco vento, siamo addirittura al di sotto di questa banda. Mentre invece, ad esempio, se andiamo nella banda del rumore marino, ovviamente la Sardegna è un'isola, lì questa banda è molto presente. Qui si vede questo grafico che è molto concentrato in questi estremi, qui si sparpaglia un po', i colori si sparpagliano proprio perché qui registriamo l'attività marina. Abbiamo fatto degli studi che mostrano che ad esempio la sorgente principale di disturbo è nel Golfo del Leone, in questa zona qua, dove spesso ci sono onde significative per una particolare conformazione del Mar Mediterraneo. Quando si alza il mare lì, si alza il rumore in Sardegna. Ok, una curiosità. Questo progetto è già in essere, ok? Ci sono delle connessioni positive, delle ricadute positive che si potrebbero avere nel caso della costruzione e installazione dell'Einstein Telescope collegate a questo? Allora, dunque, ci sono tantissime ovviamente connessioni e possibilità di collaborazione. Per un istituto come il nostro, ovviamente un sito come IT va monitorato, quindi noi abbiamo l'occasione di fornire la nostra esperienza negli algoritmi di monitoraggio, però magari anche approfittare di tutta l'innovazione tecnologica che si porterà dietro IT, quindi intravediamo degli sviluppi interessanti per la sensoristica, per tutta una serie di altre attività. Bene. Ora descrivo brevemente il progetto MIT del DNGV, è stato finanziato nell'ambito del PNRR con circa 43 milioni di euro. All'interno di questo progetto noi abbiamo un work package che si chiama Sardinia Faber, in cui abbiamo proposto di costruire questo osservatorio basato a Sosenatos, in cui abbiamo questa condizione di basso rumore antropico e in cui speriamo di osservare un ampio spettro di fenomeni geofisici lontano dalle sorgenti. L'acronimo di Faber è Far Fault Observatory. Il nostro istituto di solito va vicino alle faglie. Noi abbiamo diversi osservatori, ad esempio nell'Italia centrale, dove ci sono dei fenomeni attivi e li andiamo a vedere da vicino. Poi ci sono ad esempio l'Etna e il Vesuvio, dove abbiamo degli osservatori, e anche lì siamo vicino alle sorgenti. Andare in Sardegna, in un luogo molto quieto, per noi è un po' cambiare prospettiva, cioè cercare di individuare magari delle caratteristiche fini di questi fenomeni che sono mascherate da questa grossa sorgente che è vicino, e quindi insomma cercheremo di fare questo in Sardegna con questo osservatorio.
Questa magari la salto. Ci sono vari obiettivi che possono essere conseguiti sia a scala locale, quindi e anche con osservazioni in tempi diversi. Quindi ovviamente a scala locale siamo interessati al rumore sismico, a caratterizzare il rumore sismico che abbiamo visto è di estremo interesse per Einstein Telescope, ma anche magari a registrare dei piccoli eventi locali che non esclusiamo che ci siano, perché anche se non c'è una tettonica attiva, comunque ci sono degli assestamenti, un po' di attività sismica ci deve essere, e ad oggi non la vediamo perché non abbiamo una rete sufficientemente densa. Poi a scala regionale di osservare tutto quello che accade intorno alla Sardegna, quindi tutta l'attività sismica dell'Appennino, del Basso Tirreno, poter osservare magari qualche caratteristica dei sistemi magmatici dei vulcani, e inoltre a scala globale ci sono delle tantissime possibilità di osservare fenomeni lontani per studiare la struttura del mantello e del nucleo. Il progetto Faber ha già iniziato a operare con l'installazione di questa stazione a Sossenatos GNSS, che è una specie di GPS, diciamo, di nuova generazione, che consente di monitorare gli spostamenti a lungo termine. L'istituto ha una rete di circa 200 stazioni in tutta Italia, in Sardegna non ne avevamo una, l'abbiamo installata, la vedete qui raffigurata. Ora abbiamo fatto già un anno di registrazione, quindi andremo a vedere un po' i risultati. Non ci aspettiamo ovviamente grossi spostamenti, però diciamo è stato importante avere un punto fermo rispetto a tutti gli altri punti che si muovono, perché questo ci consente anche di migliorare la qualità complessiva della rete. Questo gravimetro superconduttore sarà uno degli strumenti che installeremo a Sossenatos. Allora, diciamo, lasciamo perdere le formule, vi spiego solo brevemente a cosa serve avere un gravimetro molto sensibile. In seguito ai forti terremoti la Terra oscilla nella sua globalità con dei modi particolari, sono oscillazioni che possono durare anche mesi in seguito a un forte terremoto, come il terremoto di Sumatra oppure quello del Giappone. E dallo studio di questi modi oscillatori si può ricavare delle importanti informazioni sulla struttura interna della Terra. E quindi installando questo strumento in una condizione ideale di bassissimo rumore potremo osservare quando avverrà il prossimo forte terremoto queste oscillazioni libere e più anche altri fenomeni più a lungo termine, che però diciamo, per osservarli dobbiamo tenere questi strumenti accesi per lungo tempo, quindi osservare per 5-10 anni. Quindi costruendo queste serie temporali di dati con grande sensibilità si riescono a vedere vari fenomeni che caratterizzano il nostro pianeta. Un'altra attività del progetto Faber è stata quella della misura del parco eolico di Budusò, che abbiamo fatto non da soli ma in collaborazione, insomma, con tutte le università sarde e con INFN, come di solito operiamo quando siamo in Sardegna. Abbiamo installato 10 stazioni a una distanza crescente dal parco eolico fino ad arrivare a uno dei potenziali vertici, e poi devo dire abbiamo anche avuto la collaborazione di Renantis, che gestisce il parco, che ha fornito tutti i dati la velocità di rotazione delle pale e tutti dei dati che ci hanno aiutato a interpretare i dati, e quindi gli obiettivi erano vedere come si attenua questo segnale provocato dal parco in funzione della distanza, e vedere se fosse possibile vedere questo segnale anche da una distanza molto elevata. E quindi abbiamo visto che, insomma, quando il parco in condizioni particolari è possibile osservare il segnale del parco anche a 15 km di distanza. Questo dovuto anche al fatto che abbiamo queste rocce molto compatte, quindi le onde riescono a viaggiare per distanze lunghe senza attenuarsi troppo. Allora, un'altra attività che abbiamo intrapreso è includere la Sardegna in questo grande esperimento che si chiama AdrianRay, che è una presa dati che durerà fino al 2025, in cui si
si aggiungono a stazioni permanenti, che sono quelle in rosso, delle stazioni temporanee, che sono quelle in verde. In particolare ci sono 53 istituti che partecipano a questo esperimento e in Sardegna noi abbiamo installato queste 8 stazioni in cui abbiamo una copertura abbastanza uniforme. I cerchi rossi sono le stazioni che avevamo e i verdi sono quelle nuove installate più recentemente, da meno più tempo. recentemente, nell'ultimo anno. Perfetto. Adesso abbiamo, se vuoi, ancora altri 2 minuti, 3 Sì. minuti per concludere la Per concludere, presentazione. ok. Sì. Vi mostro ad esempio semplicemente così una curiosità, il terremoto di Taiwan registrato in Sardegna dalle stazioni di Del Rey e questa esplosione nella cava di Ottana che non so, per un motivo strano è finito nella Nuova Sardegna. Noi ovviamente le esplosioni le registriamo tutte, Lo non dico solo io, questa. perché l'esplosione fa sempre notizia. Vabbè, Se tu insomma, leggi esplosione, questa clicchi sopra, lo era guardi. un'esplosione di questa cava di Ottana e questi sono i dati che abbiamo registrato insomma, con le reti da Tre Rei, quindi abbiamo fatto una localizzazione abbastanza precisa. Ultima parola. Riguarda questo nuovo progetto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si chiama Earth Telescope, no? È un po' speculare, Einstein Telescope guarda le stelle, noi vogliamo puntare il telescopio verso il basso e studiare il pianeta Terra. Perché dobbiamo puntare il telescopio in basso? Perché non è che conosciamo poco dell'universo, conosciamo anche molto poco del nostro pianeta. Noi siamo a un livello che conosciamo benino i primi 100-150 km, via via che si scende conosciamo sempre di meno fino ad arrivare alla regione del nucleo che sostanzialmente è ignota. Sappiamo che l'esterno è liquido, l'interno è solido, ma non abbiamo dettagli sulla struttura interna del nucleo. L'unico modo per fare questo tipo di studi è studiare le onde sismiche che attraversano la Terra, quindi portano informazioni sugli strati che attraversano. E studiando il nucleo terrestre è uno dei migliori modi per capire come si formano i pianeti, quindi qui ci riallacciamo anche con l'astrofisica, con gli astronomi, con i planetologi e quindi diciamo, speriamo con questi studi di contribuire a una maggiore conoscenza del nostro pianeta, della Luna e degli altri pianeti. Direi Perfetto. che possiamo Sì, concludere. c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in chiusura? Il futuro Sun Lab, questo il futuro è? Sun Lab, ora qui c'è un rendering di generazione precedente, nel frattempo il progetto è un Che po' cos'è cambiato. questo, però? Questo è il nuovo laboratorio che verrà realizzato a Sosenatos e sarà una cosa molto bella perché per la prima volta 3 enti di ricerca grandi come INFN, INGV e INAF si trovano a avere un luogo comune dove fare esperienze, dove scambiare, creare contatti, ci sarà un centro visite, quindi sarà anche un modo per fare divulgazione per il team, anche per le attività degli enti e quindi niente. E questo è già in progress? Questo è in progress, questo Finanziato? è finanziato dalla Regione Sardegna col contributo degli enti e si spera di iniziare i lavori nel 2025 e di concluderlo entro l'anno, insomma al massimo all'inizio 26. Dai, bene, quindi sarà comunque una bella sfida e vediamo, insomma. qui in un'isola immobile, fortunatamente per alcuni aspetti c'è qualcosa che si muove soprattutto a Sosenatos, insomma, vediamo un po' con questo progetto che stava imprevisti, quindi vedrà la luce nei prossimi 2 anni e si spera anche con l'ET che insomma tutti speriamo di accogliere con piacere. Io ringrazio comunque il professore, ringrazio Carlo Giunchi, gli farei un applauso perché Grazie. non so se ci siano delle domande o delle curiosità che qualcuno vuole porre in merito a quello che ci ha già raccontato. Qualche approfondimento sismico, qualcosa? No? Se non vuoi aggiungere nient'altro... No, grazie ancora. Perfetto, grazie a te, grazie a lei. Bene, concludiamo appunto la parte diciamo dei talk dedicata all'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, un approfondimento decisamente interessante. Adesso facciamo una piccola pausa e cambiamo completamente argomento con qualcosa che comunque interessa a tutti noi perché si parlerà di salute pubblica, salute quotidiana e di alcune diciamo modalità per vivere meglio e stare meglio, per cui non cambiate canale o comunque rimanete qua in zona,
2 minuti di pausa, poi per favore rientrate così riprendiamo il discorso.